Alcuni parametri dell'epidemia di coronavirus in Sardegna sono peggiorati per la seconda settimana consecutiva, un andamento che preoccupa per le implicazioni che questi numeri potrebbero avere sull'evoluzione della pandemia nell'isola e quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe relativamente al periodo 6-12 gennaio. In Sardegna nella settimana sotto esame sono stati rilevati 1062 casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, con un incremento rispetto alla settimana precedente del 6,7%. I soggetti testati per 100.000 abitanti sono 903, con un rapporto tra positivi e test che tocca il 14,6%. Preoccupa meno la situazione degli ospedali. I posti occupati in terapia intensiva sono il 25%, dato al di sotto della soglia critica del 30%, mentre sono il 31% in area medica, con limite di sicurezza fissato al 40%. A preoccupare in Sardegna anche l'indice R-Conti, che la settimana scorsa era sotto l'1 ma che rimane sotto osservazione, dato che il suo superamento potrebbe comportare un passaggio della Sardegna dalla fascia gialla a quella arancione con tutte le conseguenze che ne deriverebbero per la vita delle persone e delle aziende. Nell'isola comunque rimane alto il numero di casi giornalieri registrati, in media sopra i 200 ormai da mesi. Il report della Fondazione Gimbe segnala una lenta risalita dei casi in tutta Italia, Sardegna compresa, numeri che inducono tutti a mantenere alta la guardia, specie adesso che è iniziata la vaccinazione, che dopo gli operatori sanitari sarà estesa anche alle fasce fragili della popolazione.